Vogliamo aprire la Bibbia, leggeremo un passo nel Nuovo Testamento, in Matteo, capitolo 6, dal verso 25 fino al verso 34. Alleluia. Matteo, capitolo 6, dal verso 25 fino al verso 34. A Dio sia la gloria. Amen. Alleluia, grazie per esservi alzati in piedi. Onoriamo la parola di Dio e che Dio possa mettere la sua parola al nostro cuore. Inizio la lettura. Perciò vi dico, non siate ansiosi per la vostra vita, di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere una sola ora alla sua vita? E riguardo al vestire, perché siete ansiosi? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, e il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque ansiosi per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi. Alleluia. Se possiamo dare un titolo a questa riflessione biblica, è proprio quello che troviamo nell'intestazione del brano che abbiamo letto: non essere ansioso. Alleluia, fa parte di uno di quegli insegnamenti che Gesù fa, che Gesù insegna sul monte, tanto che viene definito come il sermone sul monte. Questa è una parte, una porzione di questo sermone di Gesù, che inizia a parlare di beatitudini, inizia a parlare che i credenti siamo il sale della terra e la luce del mondo, parla della legge antica, parla dell'offesa e il perdono, che bisogna sempre perdonare, parla della concupiscenza, il ripudio, l'adulterio, il giuramento, amare i propri nemici, dell'elemosina, istruzione sulla preghiera, sul come digiunare, di come fare invece un tesoro in cielo, invece di farsi tesori qui sulla terra. E poi qui dice a quanti lo ascoltano: non siate ansiosi. È un pensiero rivolto anche a noi come credenti. Non vogliamo essere ansiosi. Abbiamo Dio, non un Dio, abbiamo Dio, l'unico solo e vero Dio, che provvede per i suoi figli, e noi siamo i suoi figli. È vero? Siamo figli di Dio. Possiamo dire amen? Alleluia. È il migliore dei padri, il nostro Dio, tanto che possiamo chiamarlo Padre nostro.
Non distanza, Dio, creatura, Padre mio, Padre nostro. Perché Dio ha accorciato quelle distanze, donandoci il suo figliolo Gesù, ci ha riconciliati a sé. E chi ha accettato Gesù ha il diritto di essere figlio di Dio. Possiamo dire amen? Amen. Alleluia. Non siate ansiosi per la vostra vita, di quel che mangerete, di quel berrete, né per il vostro corpo. Una domanda che assilla sempre noi, le persone, anche i credenti, è: come farò? Di fronte a un problema, di fronte anche al non sapere le cose, all'incognito, no? Che sarà? Che sarà? I credenti perduti stanno sempre a guardare la televisione, non c'è l'oroscopo, no? Allora aspettano il segno, quello è il mio segno, cosa mi dice? Io ti dice solo fesserie. Certuni hanno un'arte di inventare le cose e attrarre le persone, prospettando un futuro, ma noi non conosciamo il futuro. Chi sa ogni cosa è Dio. O qualcuno va, per esempio, dai maghi, sapete? Che sarà il futuro? Il diavolo sa qualcosa, un futuro non... qualcosa lo sa il diavolo, perché è un essere soprannaturale, e aggancia le persone in un tranello. Alleluia. Noi abbiamo fiducia nel Signore. Abbiamo fiducia nel Signore. La nostra fede è riposta in Dio che ci ama. Amen. E ci ha dimostrato in modo fattivo il suo amore, dandoci il suo figlio Gesù. Lo ha fatto per amore nostro. E stai sicuro, cara nel Signore, stai sicuro, caro nel Signore, che Dio sempre provvederà per i suoi figli, come sempre ha fatto. Viviamo in un mondo purtroppo difficile, pieno di incertezze. Una volta c'era il lavoro e quando era a tempo indeterminato era sicuro e uno dice: ah, so il lavoro, finalmente, neanche quello più sicuro. Non c'è niente di sicuro. L'unica sicurezza è il Signore Gesù. Amen. Su Gesù puoi stare sicuro, sulla sua parola, sul suo parlare, sui suoi insegnamenti, sulla sua fedeltà. Puoi stare sicuro. Ma di altre cose non puoi stare sicuro, di niente. Non essere ansioso, perché l'ansietà è una sofferenza. L'ansietà produce sofferenza che fa star male. E alla lunga questa ansietà, questo malessere che è di natura, non è qualcosa di fisico proprio, è qualcosa di emotivo. E riesce nel corso del tempo a far star male anche da un punto di vista fisico. Quante volte il medico dice: stai calmo, il cuore ne risente, no? Perché l'ansietà produce malessere, anche fisico. Non ci sono medicine che possono bastare. Si sta male perché i pensieri logorano. Ma perché questi pensieri, questo preoccuparsi? Ma Dio è per noi. Amen. Hai creduto in Gesù? E allora stai sereno nelle sue mani. Fratello, per te è facile parlare? No, non è facile per me parlare, sono uomo come te. Ma posso testimoniare che fin qui il Signore mi ha sempre provveduto. Questo te lo posso testimoniare. E credo che tutti noi possiamo testimoniare. Che quando avevamo avuto bisogno, ma veramente bisogno, e sto parlando da un punto di vista anche materiale, non so come ha fatto il Signore, però ha provveduto. Guardo mia moglie e penso alle cose passate, ad esempio, nata mia figlia,
dobbiamo comprare le cose, come facciamo? Sono arrivati, fratelli. Ma cosa stai raccontando? Sono arrivati, sì, perché non lo devo raccontare? Lo del passeggino è arrivato, tutto è arrivato. E io umanamente mi preoccupavo, ma il Signore è stato fedele. Ero ansioso, ma fin lì poi sapevo in fondo che il Signore avrebbe fatto. E il Signore ha fatto. Il Signore provvede sempre, non essere ansioso, non siate ansiosi. Che mangerò, che mangerò. Il Signore ti farà mangiare, tranquillo. Stai sereno che potrai fare la spesa. Ma come farai a dire? Non lo so, ma Dio provvederà. Ma come? Oh, quante volte il Signore ha mandato un angelo. Il Signore mi fa sentire darti questo, pace fratello, un abbraccio. Ma come? Senza che nessuno sa niente. Ma come ha provveduto il Signore? Lui provvede. Lui è provvidenza. Non siate ansiosi per la vostra vita. Questa vita materiale deve essere spesa al servizio di Dio. Mangiare, vestirsi, sono cose materiali. Dio provvede. Gesù invita a dare uno sguardo alla creazione, no? Guardate come ha fatto tutto perfetto il Signore. È biblico, c'è un versetto che dice: Dio ha fatto ogni cosa buona. Come gli animali non lavorano, però mangiano. Non hanno granai per accumulare cibo, però in qualche modo riescono a mangiare, perché Dio ha stabilito che tutti gli animali, tutti gli esseri viventi devono mangiare. Lui l'ha stabilito. Lui è il creatore, il legislatore. Amen. Guardate gli uccelli. Mangiano, è vero. Vi preoccupate per i vestiti, guardate i fiori dei campi, che belli a vedersi. Il vestito che cos'è? Un ornamento esterno, no? Neanche Salomone con tutta la sua gloria è stato mai vestito come sono vestiti i fiori dei campi, che oggi esistono e poi si seccano e vengono bruciati. Pensate come Dio ha fatto ogni cosa in modo perfetto. Quindi tanto più voi non vi preoccupate anche del vestirsi. Gloria a Dio, non siate in ansia. Signore, liberaci dall'ansia. Signore, liberaci dall'ansia. Amen. Perché noi crediamo in te. Amen. Se sei ansioso, non hai fiducia nel Signore. E tante volte la gloria di Dio non la si vede perché non abbiamo piena fiducia nel Signore. Dobbiamo noi provvedere alle cose in qualche modo, come sbatto la testa a destra e a sinistra, come... Prega il Signore. Preghiamo il Signore e Lui aprirà le porte. Prega il Signore e Lui aprirà il Mar Rosso. Amen. Prega il Signore, Lui farà una strada dove la strada non c'è. Metterà davanti una porta dove non c'è porta e la aprirà quella porta per amore tuo. E dice la Bibbia: tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo. È vero? Alleluia. Guardate gli uccelli, non valete voi molto più di loro? Quanto valiamo noi per il Signore? A tal punto che Lui ha dato la sua vita per noi. Vedete quanto siamo importanti per Lui. Amen. Amen. Alleluia. La vita Gesù non l'ha data per gli animali, l'ha data per noi persone, per noi che possiamo adorare il suo nome, per noi che possiamo avere comunione piena con Lui per mezzo del suo Spirito.
per noi che siamo chiamati al servizio, a servirlo e ad annunciare la sua parola. Lui ha dato la sua vita per noi. Alleluia. Quindi voi valete. Guardate gli uccelli. Sono importanti per Dio, ma voi siete più importanti. Alleluia. Che mangeremo? Che berremo? Oh Signore, togli queste domande dalla nostra vita. Vogliamo dirti grazie Signore per ieri, grazie per oggi. All'ora di pranzo noi mangeremo, vero? Amen. E grazie anche per domani, perché mangeremo 3 volte e anche di più. Grazie per tutto questo 2025, Signore. Già in partenza, sin da adesso, grazie, Signore. Tu provvederai. Affronteremo tempeste. Sicuramente. Il cielo non sempre è blu, abbiamo cantato. Il mio cielo non sempre è blu. A volte c'è qualche nuvola, a volte le nuvole poi si uniscono, c'è la tempesta. Ma gloria a Dio, poi passa la tempesta. Si acquieta. Torna la calma e il sereno. Gloria a Dio, si va avanti, giorno dopo giorno. Perché? Perché di per di vivo qua giù, abbiamo cantato, vero? Giorno dopo giorno. Alleluia. Non siate ansiosi per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Perché prenderti l'affanno anche del domani? Che non ce la farai a portarlo. E quello del dopodomani. E quello di tutto l'anno, caricattelo oggi, ma ce la fai a sopportarlo? Ti procurerà solo insonnia, sofferenza e il cuore in tachicardia. Rischi l'infarto. Stai sereno. Stai sereno nel Signore. C'era una collega che mi ricordo, mi diceva sempre, ma tu cambi 100 anni. Ho detto, se Dio vuole cambi 100 anni, quando vuole Dio cambia. No, sempre tranquillo, sempre, che devo fare? Sono tranquillo nel Signore. Io ho la sua mano e non voglio lasciarla. Se lascio la sua mano sarò agitato, pieno di incertezze, mi preoccuperò, ma se io ho la sua mano, io vado avanti con fiducia. E campo 100 anni, va bene, finché il Signore vorrà. Amen. Amen. Siamo sereni, che i nostri volti possano esprimere serenità, certezza. Però il Signore dice anche una cosa: cercate prima, invece delle soddisfazioni materiali, preoccuparsi del domani, perché Dio sa le cose di cui avete bisogno. Lui ci ha creati e ci ha creati con un bisogno di mangiare, di vestirci. Lui ci ha creati, lui sa le cose di cui abbiamo di bisogno. Amen. Amen. Quindi vogliamo dire: Dio provvederà. Dio provvederà. Non so come, ma io lo so che lo farà il Signore. Alleluia. Però dice Gesù: cercate invece prima di tutto il regno e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Ci crediamo a queste parole? Amen. Prima di tutto, se vuoi ami preoccuparti, preoccupati di come servire meglio il Signore. Signore, cosa posso fare in quest'anno che non ho fatto? Sono qua, Signore. Ci penso, ci ripenso, prego. Cosa vuoi che io faccia, Signore? Fammelo capire. Non pensare cosa devo mangiare oggi. Cerca il regno di Dio prima. Vedrai che poi tu ti preoccupi di servire il Signore e Dio si preoccuperà di mantenerti in vita. Non farai una brutta figura quando camminerai nella società con gli altri, perché sarai vestito come gli altri, se no tante volte anche meglio degli altri, perché Dio è buono, Dio provvede.
Amen. 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 Però vogliamo cercare veramente il regno di Dio, la sua giustizia, non la nostra giustizia, la sua giustizia, ciò che è giusto agli occhi suoi. Amen. Tutto il resto, amen. Io credo a queste parole. Questo è il segreto dello star bene, credere o meno alle parole di Gesù. Se ci credi, sarai felice. Se non ci credi perché hai sempre bisogno di certezze, io posso augurarti in quest'anno che tu possa sperimentare la fedeltà di Dio e renditi veramente conto che Dio può ogni cosa, che tutto è nelle mani di Gesù. Amen. Sforzati pure quanto vuoi, non riuscirai mai a venire a capo delle situazioni, perché chi ha in mano ogni cosa è Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Quindi se tu credi a queste parole, sarai felice, sarai sereno, non sarai ansioso. C'è un detto, dice, dove piove scivola, questo è proprio... Se piove, hai l'ombrello. Amen. Se non piove, c'è il sole, splende il sole. Ogni giorno, è sera e mattino, passano gli anni, passa il tempo. E una cosa so, che mi avvicinerò sempre di più ad incontrare Gesù per l'eternità. E nel frattempo vivo avendo come scopo principale fare la sua volontà. E allora vivrai sereno, assaporerai la felicità, la gioia, perché questo è il vivere che Dio ha stabilito per noi, vivere per Lui. Questo significa vivere per Lui. Gloria a Dio. Che Dio ci dia grazia veramente di realizzare appieno la sua parola. Non siate ansiosi. Grazie Signore per questa parola. Amen. Perché nessuno ha l'autorità di poterci dire non essere ansioso. Anzi, quando qualcuno dice no, stai tranquillo, io mi preoccupo perché le persone quello che dicono non lo fanno. Ma Dio quello che dice lo fa. Gesù quello che ha detto lo ha fatto. Quello che dice il Signore lo conferma. Amen. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo vivere in quest'anno sereni. Quello che accadrà, accadrà, ma tutto è nelle mani di Gesù. Amen. E vogliamo dire, il Signore provvederà. Amen. Mi viene in mente un episodio della parola. Vi ricordate? Abramo, quando fu chiamato a offrire in sacrificio l'unico figlio che aveva, quello della promessa, e il Signore dice me lo devi offrire in sacrificio. Ubbidiente, prepara ogni cosa. E il figlio gli chiede, prima di salire sul monte, papà, ma vedo la legna, ci vuole per accendere il fuoco, per offrire l'olocausto. Il coltello ce l'abbiamo. Ma dov'è il sacrificio? La risposta di Abramo fu: Dio provvederà. Dio si provvederà anche il sacrificio. Gloria a Dio. Non ebbe il coraggio di dire sei tu il sacrificio, no? Ma in cuor suo sapeva che Dio non gli avrebbe mai tolto quel figlio Isacco, perché era il figlio della promessa. E se Dio promette, le sue promesse sono sì ed amen. Siamo chiamati, come ad Abramo, ad avere piena fiducia nel Signore. Amen. Dio mise alla prova Abramo, la sua ubbidienza, e Abramo ha vinto, il padre della fede, patriarca. Quando si parla di Abramo non si può non accostarlo alla fede. Gloria a Dio. Era lì, stava, fermo, non è tuo figlio che mi deve offrire, guarda,
E si era provveduto veramente un animale, era proprio lì, offrimi quello in sacrificio. Oh Signore, veramente, tu provvedi. Dio è fedele, gloria a Dio. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.